Buongiorno e ben ritrovati con Focus TG, anche oggi per raccontarvi il nostro territorio. C'è tanta cronaca di cui parlare, fra poco vi parleremo di due furti diversi, una spaccata, l'ennesima a Mestre, la terza in una pasticceria con i ladri che non trovando i soldi hanno portato via anche i dolci, ed è davvero l'esasperazione dei titolari di questa pasticceria, ma anche di un furto incredibile avvenuto a San Vendemiano con i ladri che hanno sfondato il muro di un supermercato a picconate per poter entrare a rubare. Torneremo a parlare anche della dodicenne ucraina morta attraversando i binari a Padova. Insomma, c'è molta cronaca di cui parlare, ma inevitabilmente c'è l'eco della grande commozione dell'ultimo abbraccio a Sammy Basso che vi abbiamo raccontato ieri in diretta. Tantissimi di voi hanno seguito la nostra lunga diretta che vi ha accompagnato fino alla toccante cerimonia, quella cerimonia caratterizzata da tantissimi passaggi, ma soprattutto da quella lettera testamento che è stata letta dal vescovo di Vicenza con le parole di Sammy Basso scritte e pensate nel 2017, una lettera che è stata rilanciata da tutti come davvero un inno alla fede e un inno alla vita contro tutti gli ostacoli. C'era ieri la rappresentanza anche del governo con il ministro per i rapporti col Parlamento Ciriani, c'era la corona di fiori del governo e in queste ore Giorgia Meloni, la premier Giorgia Meloni, ha rilanciato proprio quella lettera di Sammy Basso che fra poco risentiremo. Questa lettera è un incredibile messaggio di forza e speranza, scrive Giorgia Meloni, con parole semplici e toccanti. Sammy ci ricorda il valore della vita e dell'amore, lasciando un'eredità di coraggio e di fede, un insegnamento profondo per ciascuno di noi. Ci tengo a pubblicarla, l'ho pubblicato sui social, su Facebook, perché mi ha toccata profondamente, perché credo che dovrebbero leggerla davvero tutti. È un po' quello che dicevamo ieri in diretta dopo aver ascoltato quelle frasi meravigliose di Sammy Basso. Allora torniamo alla giornata di ieri, 3.000 persone attese sul Brenta, lo dicevamo, un inno alla vita e alla fede. In queste parole è riassunto il senso della cerimonia di saluto a Sammy Basso. Siamo arrivati con le lacrime agli occhi, ce ne andiamo con il sorriso. Questa è la forza di Sammy Basso, la potenza del suo messaggio, un amore infinito che investe come un ciclone e riempie tutte le persone che l'hanno incontrato nella sua breve ma intensa vita. E anche la cerimonia per l'ultimo abbraccio ha insegnato tantissimo a tutti. Il testamento morale di Sammy, letto dal vescovo di Vicenza, Monsignor Giuliano Brugnotto, è una riflessione straordinaria sul senso della vita e della morte, una testimonianza di fede fuori dal comune, capace di penetrare nell'animo delle 3.000 persone che hanno partecipato al rito. Sammy, piccolo grande uomo, lascia un'impronta gigante su questa terra. Scienza e fede, cuore e mente, leggerezza e saggezza, tutto questo è Sammy, ricordato così anche dagli amici con le loro testimonianze. In soli 28 anni hai compiuto gesta grandiose, straordinarie. Ci hai donato gioia nelle giornate tristi, ci hai donato coraggio nei momenti difficili e ci hai donato speranza per un futuro migliore. Ci hai insegnato che imparare divertendosi è il modo più facile e naturale di farlo e tu in questo sei stato davvero un maestro. Ci hai insegnato che tutti hanno i loro problemi, ma è il modo in cui i problemi si affrontano che conta davvero. Sei sempre stato solare e socievole e nonostante la malattia e le fragilità, tu hai sempre avuto sete di vita e a questa vita hai sorriso con determinazione e con grinta. Io sono grato alla progeria. Queste erano parole che ti sentivamo spesso pronunciare. Quando ti chiedevamo di chiarirci la cosa, ci rispondevi sempre che non avresti cambiato nulla della tua vita perché eri riuscito a renderla unica. Ecco, questo sei, una vita unica. Una vita unica, quella di Sammy, che ha donato a tutti coloro che l'hanno vissuto. Sammy si è preso con sé un pezzo di noi, ma lui ci ha donato un pezzo di se stesso.
Questo è quello che sono riuscito a dire di Sammy, mio fratello, l'unica persona che potevo chiamare così, visto che ho passato i 16 anni della mia vita con una persona meravigliosa come lui, dalla quale ho imparato tantissimo, e l'unica cosa che potrei fare in questo momento è ringraziarlo. Questa è una promessa, Sammy. Tutti insieme porteremo avanti le battaglie a cui hai dedicato la tua vita. Proseguiremo il viaggio sulla strada che hai tracciato e faremo in modo che il tuo esempio resti vivo per sempre. Come tu desideravi, oggi deve essere un giorno di festa. Non sarà facile, ma faremo del nostro meglio per mettere da parte le lacrime e ricordarti con un sorriso. E allora ti salutiamo come facevi sempre tu, con un abbraccio sincero e il tuo inconfondibile Te voglio bene. Ciao Cancaro. E allora riavvolgiamo il nastro e rivediamo allora questa cerimonia che abbiamo raccontato in diretta, iniziata con le campane a festa, perché è stata una festa di addio a Sammy Basso, poi il silenzio, tanti i momenti di commozione. Più di 3.000 persone hanno voluto essere presenti a Tezze per celebrare la vita di Sammy Basso. Le campane a festa accolgono il feretro davanti alla chiesa parrocchiale. I paramenti dei sacerdoti sono quelli bianchi della Pasqua. Tutti gli amici indossano abiti colorati, non il nero che lui non avrebbe voluto. C'è la festa, coi canti di speranza che il coro esegue e fa cantare all'assemblea. Le letture scelte parlano della carità, la virtù più grande anche della fede e della speranza, e le beatitudini, quelle che esaltano i piccoli e gli umili. Così era Sammy, che però è stato altrettanto grande nella fratellanza, nella disponibilità, nel mettersi in gioco e nel non piangersi addosso. Le lacrime, è ovvio, non mancano, ma la tristezza di questo momento è velata dalla letizia francescana a cui Sammy ha fatto tanto riferimento nella sua vita. Scienziato e uomo di fede, dopo una crisi avuta all'età di 12 anni, quando la progeria, secondo quel che si temeva, se lo sarebbe già quasi dovuto portare via. È arrivato al 2024 e ha portato attorno a sé tantissime persone. Nelle braccia di mamma Laura è spirato sabato 5 ottobre e proprio la mamma, col papà che la stringe al suo fianco, gli dà il saluto più affettuoso. Un immenso grazie a te, caro Sammy, per essere arrivato come un dono speciale nella nostra famiglia, per aver colorato la nostra storia con delle sfumature che solo con uno sguardo acuto si possono cogliere. Ci siamo amati, sostenuti e arricchiti a vicenda. Il nostro è stato un percorso faticoso, ma che ci ha costretti ad andare all'essenziale, a non sprecare neppure un sorso della vita. E ora ne siamo certi, tu ci sei e ci sarai sempre vicino. È la certezza che ci viene dall'aver sperimentato in te e con te la presenza di Cristo morto e risorto. Grazie Sammy e arrivederci. Sammy vi direbbe: ciao amici, grazie per essere venuti, vi voglio bene. E poi quelle parole della lettera testamento lette, di fatto l'omelia è stata questa dal vescovo di Vicenza. È il vescovo di Vicenza, Monsignor Giuliano Brugnotto, a dare voce a Sammy con un testo scritto il 22 settembre 2017. È un vero e proprio testamento aperto dai genitori Laura e Amerigo dopo la sua morte. Non so il perché e il come me ne andrò da questo mondo. Sicuramente in molti diranno che ho perso la mia battaglia contro la malattia. Non ascoltate. Non c'è mai stata nessuna battaglia da combattere. C'è solo stata una vita da abbracciare, per com'era, con le sue difficoltà, ma pur sempre splendida, pur sempre fantastica, né premio né condanna, semplicemente un dono che mi è stato dato da Dio. Chi mi conosce sa bene
che non sono un tipo a cui piaccia dare consigli, ma questa è la mia ultima occasione. Perciò ve ne prego, amici miei, amate chi vi sta intorno. Voglio farvi sapere che voglio bene a tutti voi e che è stato un piacere compiere la strada della mia vita al vostro fianco. Non vi dirò di non essere tristi, ma non siatelo troppo. Come in altre occasioni, Sammy ha parlato apertamente e umanamente della morte. Anche a solo dirne il nome, a volte la pelle rabbrividisce. Eppure è una cosa naturale, la cosa più naturale al mondo. Se lei non ci fosse, probabilmente non concluderemo nulla, niente nella nostra vita, perché tanto c'è sempre un domani. La morte invece ci fa sapere che non c'è sempre un domani, che se vogliamo fare qualcosa, il momento giusto è ora. Ora vi lascio. Come vi ho detto, non amo i funerali quando diventano troppo lunghi, e io breve non sono stato. Sappiate che non potrei mai immaginare la mia vita senza di voi. E se mi fosse data la possibilità di scegliere, avrei scelto ancora di crescere al vostro fianco. Sono contento che domani il sole spunterà ancora. Famiglia mia, fratelli miei e amore mio, vi sono vicino e se mi è concesso, veglierò su di voi. Vi voglio bene, Sammy. Naturalmente c'è un'ultima riga. Nel suo stile molto ironico, straordinario, scrive: post scriptum, state tranquilli, tutto questo è solo sonno arretrato. La stoccata ironica finale. Li abbiamo visti sul palco, ma ci sono anche tante altre voci che abbiamo raccolto ieri di chi conosceva Sammy Basso. Con Sammy dobbiamo usare il presente, usiamo così, è stato, è, ma lui sarà nei nostri cuori sempre. L'associazione quindi è una domanda retorica, ma va avanti assolutamente più di prima. È nata per andare avanti nonostante tutto, soprattutto ora che ci ha lasciato a pochi metri dal traguardo, probabilmente consapevole del fatto che ce l'avremmo fatta anche da soli. E faremo di tutto per arrivare a quello che lui sognava, per cui ha studiato e per cui ci ha preparati, e non vediamo l'ora e c'è bisogno del sostegno di tutti. In classe era energetico, lui era sempre pronto a scherzare, a fare una battuta, a raccontare una barzelletta. Una volta si è nascosto sotto la cattedra con una specie di cuffietta d'alieno e quindi ha spaventato il professore saltando fuori all'improvviso, e questo è uno dei ricordi più divertenti che mi vengono in mente di Sammy. Sì. Abbiamo fatto tanta festa insieme, abbiamo scherzato, però quando c'era appunto da parlare di cose serie, di cose belle della vita, era sempre in prima linea, quindi lo ricordiamo con tanto affetto. Sammy Basso è un personaggio che in Italia non credo ce ne siano, forse al mondo non ce ne sono altri. Era una persona che ti metteva a tuo agio sempre quando parlavi con lui, di qualsiasi argomento lui era preparatissimo. Sammy Basso era un grande uomo, un grande ragazzo. Sicuramente Sammy è un amico, è diventato un amico per noi e resterà sempre un nostro amico, e sicuramente ci portiamo avanti e vogliamo portare oggi la sua testimonianza di coraggio, di forza e di altruismo. Lui voleva e vuole il bene degli altri. Amico di tutti proprio, è un'esplosione di felicità, di raduno di persone che, come potete vedere anche qui alle mie spalle, questo era Sammy, è riuscito a raggruppare tutte queste persone non solo oggi, ma immagino che sia così in tutto il mondo. Sammy Basso e la ricerca. Sammy Basso ha aperto importanti vie scientifiche per
le cure della progerie e al suo funerale hanno partecipato anche altre persone colpite dalla stessa rarissima patologia. Ai nostri microfoni Nicolò, 20 anni, arrivato da Milano, e Alessandro, di 13 anni, partito in mattinata da Torino con la famiglia. L'ho conosciuto 17 anni fa circa, bene o male, quando è venuto a trovarmi a Milano e ci ha tirato in mezzo all'associazione, ci ha legato a Boston per la ricerca sulla progeria e mi ricordo di lui troppe cose belle, tutte belle ovviamente, e sicuramente il suo modo di coinvolgere le persone, di tirarli in mezzo, e la sua empatia soprattutto. Siete partiti da Torino questa mattina? E siamo arrivati oggi pomeriggio. Io l'ho conosciuto nel 2014 quando ci ha invitato alla festa in Veneto. Lui è stato sempre una persona molto simpatica e empatica. Simpatia, empatia, lui ha detto, insomma, i suoi genitori hanno detto è un momento triste ma anche una giornata di festa oggi, sentiremo anche tanta musica allegra, si può dire così di Sammy? Sì, lui avrebbe voluto questo, infatti banalmente oggi poca gente è vestita di nero, credo, come aveva chiesto lui, e sì, cioè, sicuramente avrebbe voluto questo e lasciare un segno positivo, e non che oggi fosse una giornata di tristezza, ovviamente. Quindi oggi bisogna sorridere nonostante qualche lacrima, Alessandro? Sì, perché lui anche quando nei momenti più tristi faceva le battute e sorrideva. Riesce a fare qualche battuta? Cosa direbbe lui adesso vedendo tutta sta gente? No, non lo so, cioè lui aveva un senso dell'umorismo assurdo, quindi non riesco neanche a immaginare cosa avrebbe detto. Cioè, ci avrebbe stupito tutti comunque, ci avrebbe sorpreso tutti. Tu stai studiando, che studi hai fatto? Io ho finito il liceo, sto studiando animazione, quindi cartoni animati, e mi piacerebbe appunto fare i cartoni animati nella vita, magari non sono a livello di Sammy, lui era sicuramente più cervellone di me, più intelligente di me, però l'importante è fare qualcosa che ci rende felici, insomma. Sei ancora alle medie o hai già passato? Io sì, faccio ancora terza media e non so ancora cosa farò in futuro. Insomma, bisogna pensarci al futuro, no? Sì. Chiudiamo questa pagina su Sammy Basso, andiamo a Padova. Francesco Ratai, torniamo a parlare della tragedia della 12enne ucraina travolta e uccisa dal treno merci. Francesco. Ci senti, Francesco? Eccoci, siamo sul luogo dove è morta la giovane Olesia di 12 anni, una ragazza ucraina che nel 2022 era arrivata qui a Padova per fuggire dalla guerra. L'incidente giovedì, ancora un incidente lungo le strade, lungo un attraversamento, in questo caso un attraversamento ferroviario. Ecco, lo vedete alle mie spalle, una mano gentile ha voluto portare un mazzo di fiori per ricordare la memoria della giovane che è mancata in queste ore. È partita anche l'indagine da parte della Procura, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, un'indagine che vede indagati, come atto dovuto si dice in questi casi, sono indagati i 2 macchinisti della motrice che si stava spostando lungo la tratta. È arrivato anche un comunicato di RFI, la rete ferroviaria italiana, che gestisce questo tratto di ferrovia e anche il passaggio ciclopedonale. Le vedete qua
vicino alla mia sinistra, le barre, vedete, non hanno le gabbie che bloccano il passaggio quando sono abbassate. Ecco, RFI ha annunciato che a breve verranno montate, si chiamano grembali in termine tecnico, queste gabbie che una volta abbassata la sbarra impediscono completamente il passaggio lungo i binari finché non sono alzate. Tutta la comunità ucraina padovana è stretta attorno alla mamma di Olesia che ricordiamo è scappata dall'Ucraina allo scoppiare della guerra nel 2022. Il padre è ancora in Ucraina e in Ucraina molto probabilmente si terranno i funerali della ragazza. Ora la comunità ha anche avviato una raccolta fondi per permettere tutte le pratiche per portare il feretro della giovane e consentire i funerali. Queste le notizie di oggi, ma ricapitoliamo tutta la vicenda all'interno del nostro servizio e lanciando il servizio vi restituisco anche la linea. Le sbarre del passaggio a livello di via Friburgo erano chiuse, questo raccontano i filmati delle telecamere visionate dagli inquirenti. Prosegue l'inchiesta della Procura di Padova sulla morte della piccola Olesia Kiprianchuk, la dodicenne ucraina travolta dalla motrice del treno mentre stava attraversando il passaggio pedonale in zona San Lazzaro. Finiti nel registro degli indagati i 2 macchinisti del mezzo, un atto dovuto come succede in casi come questo. La dodicenne quindi avrebbe attraversato nonostante le sbarre fossero abbassate, come raccontano i video di una telecamera del comune. La ragazza, ucraina d'origine, era arrivata in Italia 2 anni fa scappando dalla guerra insieme alla madre. Da subito si era integrata nella comunità di San Lazzaro frequentando le scuole medie alla Stanga. Arrivava dalla città di Rivne, nel nord-ovest del paese, dove tuttora risiede il padre e dove verranno svolti, con tutta probabilità, i funerali. La comunità ucraina, infatti, ha fatto partire una raccolta fondi per permettere il rimpatrio della salma. L'inchiesta comunque procede. Il pubblico ministero Roberto D'Angelo ha affidato a un esperto la ricostruzione meccanica dell'incidente per stabilire la esatta dinamica. La procura non esclude di sentire in sede protetta nei prossimi giorni le amichette che erano con lei. A livello ogni volta fanno incidenti qua, sempre vediamo le volanze. Intanto questa tragedia riapre la polemica sulla sicurezza sull'attraversamento pedonale lungo i binari di via Friburgo, che i residenti da sempre definiscono troppo pericoloso. Noi abbiamo chiesto da anni che qua venga fatto un sottopassaggio che ci permetta di realmente unire i 2 quartieri che di fatto sono uniti per le necessità dei quartieri stessi. Abbiamo anche chiesto che venisse eliminato questo tratto di ferrovia legato, però questo non è possibile e allora capendo, diciamo, almeno un sottopassaggio. Una tragedia annunciata per il Comitato Stanga che da tempo chiede che le sbarre del passaggio a livello impediscano completamente il passaggio a pedoni e biciclette che hanno un varco libero per poter passare anche quando sono chiuse. Le tempistiche sono molto lunghe, per cui a volte può capitare, soprattutto se c'è un passaggio di 2 treni uno dietro l'altro, che rimanga chiuso anche un quarto d'ora, 20 minuti, e diciamo che sfida la pazienza delle persone. Sono stata mezz'ore a aspettare perché si rischia la vita, poi qua c'è il traffico, quindi non c'è sicurezza. Dovrebbe esserci un po' più di controllo magari. Chiedono più controllo per questa vicenda a Padova, chiedono più controllo anche i mestrini, ovviamente contro il degrado, lo spaccio e contro le spaccate. L'ennesima spaccata ce la racconta a Mestre Anna Maria Parisi. Buongiorno Anna Maria.
Banda di ladri è entrata questa mattina qui alla cioccolateria Chocolat di via Gino Allegri in piazza Barche, praticamente a Mestre, indisturbata a partire dalle 5:40 del mattino, proprio mentre il laboratorio della pasticceria era aperto. Nessuno però dei pasticceri che si trovavano in quel momento nel laboratorio, che si trova nel semi-interrato, hanno sentito l'entrata dei ladri, che pare dalle immagini di videosorveglianza si tratti di una banda di 4-5 persone addirittura, che sono riusciti ad entrare forzando con un taglierino alla porta d'ingresso, quindi senza rompere alcuna delle vetrate presenti del locale, e sono entrati non una, non due, non tre, ma pare addirittura 4 volte, entrando e uscendo indisturbati. Hanno messo sottosopra il locale cercando il denaro, ma visto che la cassa non presentava soldi, era vuota, e così cosa hanno fatto? Hanno messo sottosopra il locale portandosi via, pensate un po', torte, brioche e salatini, sì. E quindi la scientifica sul posto già da questa mattina, per prendere quello che hanno lasciato i ladri, cioè le loro impronte, con il morso di una torta da parte di uno dei ladri, che poi dopo mezz'ora dal raid se ne sono andati indisturbati. Però ora al vaglio degli inquirenti le telecamere i filmati delle telecamere di videosorveglianza con questa banda di ladri sembra composta da tutti giovanissimi. E da Mestre con questo strano raid è tutto, la linea torna allo studio. Allora a Mestre il sindaco Luigi Brugnaro, che torna a girare di ronda per la città, invita la cittadinanza a prendere parte ai pattugliamenti notturni, tutto questo nel giorno in cui in via Piave sono tornati i lagunari. Ieri sera già hanno cambiato una pattuglia, c'era già una pattuglia dei lagunari. Gli ho chiesto di venire con le camionette perché hanno delle macchine che sono poco visibili, ma ieri sera c'era uno spiegamento incredibile. I lagunari sono tornati a pattugliare Mestre già dalle scorse ore. L'annuncio del sindaco Brugnaro, tornato anche lui di ronda la notte scorsa nella zona di via Piave. I pattugliamenti con il rinforzo di carabinieri e agenti della polizia locale, in particolare lungo i giardinetti di via Bainsizza e sul luogo del tentato duplice omicidio del 30 settembre scorso, e per il quale è ancora ricoverato grave in coma farmacologico il napoletano di 40 anni, con indagato un noto commerciante quarantenne di Milano. Ronde che a sorpresa sono aperte a tutta la cittadinanza, dice il primo cittadino. Io invito tutti quanti a venire, io adesso farò delle passeggiate anche notturne eccetera, ma che vengano a vedere, perché la realtà è molto meglio di come viene descritta. Per Brugnaro chi delinque deve pagare, contrariamente chi ha necessità di essere aiutato troverà una mano tesa a prestargli soccorso, dice. La carota deve essere il lavoro, gli assistenti sociali, li abbiamo per strada che recuperano le persone, quelli che vogliono farsi assistere, perché tanti non lo vogliono fare. Allora c'è il bastone, perché a quella gente là non possiamo accettare che vada a fare la pipì davanti alle porte delle case, non possiamo accettare che vada a fare disordini in giro, non possiamo accettare che si ubriachi e disturbi la gente. Sono persone violente che spesso hanno perso la bussola. Sempre in materia di sicurezza l'aspirazione di Brugnaro, province unite per una vera città metropolitana. Dovremmo immaginare una città insieme, Venezia insieme con Mestre, Padova e Treviso, perché questa è la grande città metropolitana, questa è la dimensione, quella che i ragazzi vivono già. Pensate agli ospedali, pensate all'università, pensate ai mezzi di trasporto. Sorride e accetta la satira che grazie all'intelligenza artificiale lo ha trasformato nella B di Batman. Mi sono anche vestito da Batman a Carnevale io, non solo io, anche la Stefania, cioè noi siamo Batman, perché per gestire una città così bisogna essere Batman. Infine la stoccata a chi tra i suoi oppositori politici viene paragonato a una zecca in quanto parassita, parole testuali. C'è della gente che vive proprio in maniera parassitaria, ma non soltanto persone che si drogano, ma anche persone che non fanno niente da una vita. Io ne ho in mente qualcuna che fa politica da quando è piccolo nei banchi. Pochi istanti di pubblicità, poi di nuovo in diretta.
nuovo in diretta a Focus TG, l'allarme lupi che resta alto nel Bassanese, nel Vicentino, ovviamente nella zona dell'altopiano. Sentiamo il servizio. Che i lupi siano presenti ormai stabilmente fra Bassano e Marostica è fuori da ogni dubbio, ma gli ultimi avvistamenti confermano la presenza di un branco ai piedi delle colline e a 2 passi dalle case. Anzi, in mezzo alle case, almeno a vedere le immagini che arrivano dalla zona di Marsan. Eccolo il video che sta facendo il giro di Marostica e Bassano. Si vede un esemplare giovane di lupo impaurito, ma neanche troppo, gironzolare in via Nonis all'ombra della chiesa del quartiere e poi prendere la via del Monte, dove quasi certamente staziona il resto del branco. L'animale era forse sceso fra le case per cercare del cibo, ma è stato disturbato dalle auto e dalle persone che lo stavano riprendendo e fotografando. Alla fine il selvatico si è dileguato, ma l'avvistamento spaventa non poco i residenti che si ritrovano a dover fare i conti con una presenza stabile dovuta a una dispersione di 1 o più branchi attivi sulla spalla dell'altopiano dei 7 comuni, fra Montecorno e Rubbio. Sulle montagne intanto non si fermano le predazioni ai danni delle ultime maglie ancora attive e delle aziende agricole, con un numero di capi predati fra vacche, pecore e asini che cresce continuamente. Ancora la cronaca, ma torniamo nel Padovano. Durante una partita di promozione 2 tifosi locali hanno insultato con epiteti razzisti e augurato la morte addirittura alla guardalinea, una 30enne di origini ivoriane residente nella provincia di Treviso. Per i 2 è arrivato un provvedimento del questore che li terrà lontani dagli stadi per 5 anni. Sono stati notificati 2 DASPO di 5 anni, il provvedimento di allontanamento dagli eventi sportivi disposti dal questore di Padova Marco Dorisio ad un 79enne e ad un 65enne per insulti razzisti durante la partita di promozione tra il Nuovo Monselice e il Torre. I 2 hanno pesantemente insultato l'assistente di gara Quassi Francis Amon, 30enne originario della Costa d'Avorio, residente in provincia di Treviso. Durante la partita, infatti, erano stati rivolti al guardalinee insulti razzisti con l'augurio di morire e di tornare al proprio paese. La partita, lo scorso 29 settembre, era stata sospesa e gli uomini della questura avevano attivato tutti gli accertamenti per ricostruire la vicenda. Dal 20° del secondo tempo, infatti, erano iniziati gli insulti razzisti che erano proseguiti anche quando la partita era stata sospesa. Grazie alle testimonianze acquisite sono stati identificati i 2 uomini, un monselicense e un ferrarese, già noti per intemperanze simili. È scattato quindi il provvedimento della durata di 5 anni che terrà lontani i 2 da tutte le manifestazioni sportive. Il 79enne e il 65enne sono stati anche denunciati per il reato di propaganda e di istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale aggravati dall'aver agito in un luogo dove si stava svolgendo una manifestazione sportiva. Adesso a Vicenza, dove si fa il punto della situazione su una piaga che è quello dell'abbandono dei rifiuti. Daniele Garbin con il sindaco Possamai. Degrado ambientale, parliamo di abbandono dei rifiuti. Il Comune di Vicenza fa il bilancio con la polizia locale di 3 anni insomma, di questo tipo di tipologia. Sembra una guerra, insomma, una lotta che volete insomma, anche voi in qualche modo insomma, incidere. Come è andata? Quali sono gli elementi essenziali, Sindaco? Il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti, degli ingombranti come le lavatrici o gli stendini, le stufette, ma anche dei sacconi neri fuori dai cassonetti è uno dei più inaccettabili e incivili che ci siano nelle città, perché non c'è nessun motivo per farlo. Vicenza ha 4 ecocentri che funzionano benissimo, dove si possono conferire gratuitamente i rifiuti, ha 600 isole ecologiche in giro per la città, quindi non c'è nessun motivo e non c'è nessuna giustificazione. Quindi abbiamo potenziato i controlli che quest'anno sono stati già superiori nei primi 9 mesi a quelli del 2023, tante sanzioni, tanti verbali. Abbiamo acquistato 6 nuove telecamere che metteremo nelle 6 piazzole più a rischio, dove ci sono più
più conferimenti illegittimi, tra l'altro telecamere con l'intelligenza artificiale, quindi che rilevano automaticamente chi sta conferendo i rifiuti fuori dal cassonetto, ma la volontà è proprio quella di non lasciare spazio, di dare tolleranza zero a chi fa questo atto incivile, perché vuol dire sporcare la città, renderla più degradata, e quindi insomma non c'è spazio per questo a Vicenza e noi continuiamo su questa strada. Ecco, avete anche citato un dato, 500.000 euro proprio è la stima di cosa costa la città. Questo è un dato impressionante, anche se sappiamo che Vicenza non è tra le peggiori città. Comunque cosa farete poi? Vorrete invertire la tendenza? Questo è uno degli aspetti più gravi e inaccettabili, perché questi abbandoni legittimi costano 500.000 euro l'anno ai vicentini, perché ci sono 5 squadre di IAM Ambiente che tutti i giorni, 7 giorni su 7, girano per la città per raccogliere questi rifiuti fuori dai cassonetti. Vuol dire 1.400 euro al giorno di costi. Pensate a quante cose potremmo fare con quei 500.000 euro se non ci fossero queste persone incivili che creano un danno alla città e tra l'altro che creano un costo in più ai cittadini, perché poi la tassa ai rifiuti la paghiamo tutti, quindi è un'altra delle cose su cui va fatta assolutamente un'inversione di tendenza. Ecco, so che avete annunciato una partenza anche di una campagna e chiedete la collaborazione dei cittadini, è importante cambiare proprio culturalmente l'approccio a questo. A fianco ovviamente al pugno di ferro, alle sanzioni, alle telecamere, ci sarà una grande attività informativa. IAM Ambiente partirà con una campagna in tante lingue, perché per esempio ci sono cittadini stranieri che non conoscono le modalità di raccolta, per far capire l'importanza della raccolta differenziata e l'importanza di conferire bene dentro i cassonetti i nostri rifiuti. È importantissimo perché, ripeto, si tratta di costi ambientali ma anche economici che poi ricadono su tutti noi. Ecco, intanto grazie, buon lavoro. Grazie a voi come sempre, buon lavoro. Grazie a Daniele Garbini e al sindaco Possamai. Torniamo alla cronaca, torniamo nella Marca con il nuovo colpo di scena ieri nel processo per l'aggressione a Marta Novello nel marzo 2021 a Marocco di Mogliano. Il consulente della Corte d'Appello ha confermato come l'aggressore quindicenne all'epoca fosse in grado di intendere e di volere, e la sentenza forse a metà novembre. Era capace di intendere e di volere il quindicenne che il 22 marzo del 2021 aggredì Marta Novello a Marocco di Mogliano. Questo l'esito della perizia effettuata dal consulente della Corte d'Appello, psichiatra chiamato a sciogliere una volta per tutte il dilemma della Corte di Cassazione, che aveva rimandato ai giudici minorili veneziani la sentenza di secondo grado con cui si condannava l'aggressore a 5 anni. Rinvio motivato dal Supremo Giudice con la necessità di rivalutare in maniera adeguata il grado di maturità del giovane e quindi la sua capacità di discernere il bene dal male. Stando alla perizia, il ragazzo avrebbe un quoziente intellettivo leggermente più basso della media, ma nulla da far pensare a una sua incapacità sia parziale che totale. Per illustrare la relazione, depositata a fine settembre, ci sono volute oltre 2 ore. Sotto la lente i rapporti del giovane con i compagni di classe, quelli della squadra di calcio di cui faceva parte, con gli allenatori e gli insegnanti. Quel maledetto tardo pomeriggio del 22 marzo 2021, Marta Novello era stata accoltellata mentre stava facendo jogging, una violenza brutale, venti fendenti. Il giovane a bordo della sua bici era uscito di casa poco prima con un coltello per recuperare dei soldi e comperarsi del fumo. Marta venne trascinata a terra e colpita, gravissime le ferite, in particolare ai polmoni. La prossima udienza del processo sarà il 14 novembre e la parola passerà nuovamente al consulente psichiatrico della difesa. Al termine potrebbe essere emessa la sentenza. Il ragazzo attualmente si troverebbe in Inghilterra accanto alla madre. E poi il giovane immigrato che bocciato l'esame di guida aggredisce l'esaminatore, è stato denunciato, è successo a Vicenza. Storie dell'altro mondo, che poi è sempre questo. Tra inquinamento e specie in via d'estinzione si estinguono sempre più spesso anche valori come educazione e civiltà. In una società dai valori sempre più fluidi degenerano violenza e maleducazione. L'ultimo episodio capita a Vicenza e questa volta non in un pronto soccorso o in una piazza, ma durante l'esame pratico di scuola guida. Un 25enne africano del Mali, prima di sostenere la prova, si sarebbe tolto le scarpe prendendosi diversi minuti per pregare inginocchiato davanti alla vettura. Poi, salito in auto, sarebbe partito non curante degli inviti ad attuare le procedure di preparazione alla guida e a controllare che tutte le cinture di sicurezza fossero allacciate. L'esaminatore a quel punto lo avrebbe fermato e bocciato.
Per tutta risposta, il giovane straniero avrebbe iniziato a urlare frasi incomprensibili nella sua lingua, dando calci alla vettura, togliendosi la maglietta e restando a torso nudo. Come se non bastasse, all'improvviso avrebbe aperto la porta posteriore, prendendo per il braccio l'esaminatore e colpendolo con un ceffone. È la polizia chiamata a intervenire a ricostruire l'aggressione. Quel che durante un esame di guida non era mai successo accade in questa occasione. Purtroppo però non è un caso isolato, perché episodi di aggressione, di maleducazione e di inciviltà sono sempre più frequenti. Già per il passato, quando c'erano gli esami orali, sono successe altri spiacevoli, diciamo, accadimenti, e logicamente anche lì diciamo, gli operatori delle autoscuole si sono sempre dimostrati filo amministrazione nel difendere proprio fisicamente anche il funzionario. L'esaminatore sarebbe stato aiutato da un istruttore e da alcuni allievi presenti anche loro per sostenere l'esame. L'immigrato, accompagnato in questura, è stato fotosegnalato e denunciato per interruzione di pubblico servizio e lesioni personali. La parola integrazione alle volte viene usata come placebo, però da qua a parlare di conoscenza delle norme, di norme di comportamento, di buona educazione e soprattutto di riconoscimento delle autorità, ce ne passa parecchio. Torniamo nella Marca, ve lo dicevamo all'inizio del nostro appuntamento, e cioè questo incredibile razzia, questo comando di ladri che prende a picconate il muro di un supermercato. È successo a San Vendemiano. Il nostro Christian Arboit insieme a Simone Melo si trova davanti proprio a questo supermercato. Buongiorno Christian. Buongiorno a te Nicola, anche da parte di Simone Merlo, che in questo momento sta inquadrando il supermercato Scottà. Siamo a San Vendemiano, come dicevi tu, in via Alcide De Gasperi, a poche centinaia di metri, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada della 27. Perché sottolineo questo? Perché è una via di fuga importante, e probabilmente è una via di fuga che può aver aiutato ieri sera sul tardi questi tre malviventi che sono entrati in azione. Sono entrati in azione con una modalità particolarmente violenta. Con Simone Merlo mi sto avvicinando allo squarcio sulla rete che questi malviventi hanno fatto prima di entrare nel supermercato. Uno squarcio che è stato fatto appunto per entrare nella proprietà privata e di lì all'interno della struttura. All'interno della struttura sono stati due i muri presi a picconate, come potete vedere anche dalle foto che vi ho mandato, foto che immortalano anche questi tre malviventi in azione, e che chiaramente in questo momento sono a disposizione delle forze dell'ordine. L'indagine è curata dal commissariato di polizia di Conegliano. Il proprietario Federico Scottà in questo momento, ci riferiscono, è dalle forze dell'ordine e sta con ogni probabilità formalizzando la denuncia. Ecco, questo è lo squarcio. Probabilmente i tre malviventi sono entrati da qui, poi sono arrivati chiaramente sul retro dello stabilimento, e lì è cominciata la loro follia a suon di picconate, di mazzate. Probabilmente pensavano di trovare chissà che. In realtà hanno recuperato delle cassette di sicurezza, ma a quanto pare all'interno di queste cassette di sicurezza, ma siamo in attesa del signor Federico Scottà, all'interno di queste cassette di sicurezza c'era ben pochi euro, quindi i danni sono stati più ingenti alla struttura più che il bottino in sé, come spesso accade in questi casi. C'è già chi parla di una banda del buco in azione. Alcuni clienti poco fa appena arrivati ci hanno detto: ma guardate, non è la prima volta che accade una cosa del genere qui in zona, ai danni di attività commerciali, ai danni di abitazioni, e di recente anche il supermercato, ma questo ce lo faremo dire dal proprietario quando saremo in grado di metterci in contatto con lui, di intercettarlo. Anche il supermercato ha avuto problemi recentemente, quindi insomma
non è un caso isolato, non è una rarità. Può essere un caso isolato questa violenza che vedete nelle foto. Parliamo di 3 ladri che sapevano dove e come colpire, di 3 ladri che poi si sono dati alla fuga. Resta da capire se aiutati da qualcuno, se non siamo in grado al momento di dire se ci fosse un piantone, qualcuno che li stava aspettando su un'auto. Chiaramente l'indagine è soltanto all'inizio, è in corso. Quello che è certo è che si stanno già visionando i frame delle telecamere presenti all'interno del supermercato. Chiaramente, Nicola, se arriverà a stretto giro il proprietario Federico Scottà, richiederò la linea. Per il momento da via Alcide De Gasperi, dal supermercato Scottà di San Venemiano è tutto. Con Simone Merlo ti restituisco la linea. Grazie a Cristian Arboit e a Simone Merlo anche per le immagini che abbiamo mostrato. Prima di andare sul prossimo servizio, una notizia di cronaca ancora da Cittadella. I vigili del fuoco sono intervenuti la notte scorsa per domare un incendio divampato all'interno di un'abitazione nella quale abitava una donna che è rimasta ustionata. L'episodio alle 22:15. Le squadre sono arrivate con 2 autopompe, un'autobot e 10 operatori, hanno spento le fiamme che hanno riguardato principalmente il soggiorno della casa. La donna è rimasta ustionata nelle prime fasi dell'incendio, è stata presa in cura dal personale sanitario. Danni da fumo in tutta l'abitazione che rimane inagibile. Le cause dell'incendio, di probabile natura elettrica, sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Così ieri sera a Cittadella. Sempre nella Marca Trevigiana, invece, a Fontanelle, ieri mattina un incidente, ferita fortunatamente in modo non grave una neonata di 1 mese, ma i residenti dicono questa strada, questo incrocio è pericoloso, serve una rotonda. Ho sentito la botta, sono uscita. Momenti di paura intorno alle 10:30 all'altezza dell'incrocio tra via Vallonto e via Moro a Fontanelle per un incidente che ha visto coinvolte 3 auto. Stando ad una prima ricostruzione dei carabinieri, la Lancia Y, sulla quale viaggiavano una giovane madre e la sua bimba di 1 mese regolarmente legata al seggiolino, è stata centrata su un fianco da un Audi proveniente da via Moro verso via Vallonto. Nell'impatto la vettura di mamma e figlia è stata sbalzata al centro della carreggiata, dove si è scontrata frontalmente con un terzo mezzo che sopraggiungeva. Feriti, fortunatamente in modo non grave, il conducente dell'Audi e la neonata. Era preoccupante la bambina solo, però non aveva niente, solo se la mamma sentiva che respirava un po' male, però non aveva niente. La piccola in via precauzionale è stata trasportata con l'elicottero del SUEM all'ospedale per ulteriori accertamenti, ma le sue condizioni non destano preoccupazioni. Indagini in corso da parte dei militari dell'Arma per ricostruire l'esatta dinamica in un incrocio che chi vive qui descrive come pericoloso. Qua capita spesso e volentieri incidenti. La strada è trafficata, tanto trafficata. E sono anni che ci battiamo per la rotonda, perché la strada lì porta tanto traffico. Così dunque, ma poi al di là della sicurezza delle strade c'è sempre in prima battuta la coscienza di chi guida e il rispetto del codice della strada. Proprio ieri a Treviso c'è stata una giornata sulla sicurezza stradale chiamata Drive Camp, con dimostrazioni shock davanti agli studenti per capire che anche a 50 all'ora, lo vedrete proprio all'inizio, un incidente può essere letale. Questo è quello che accade quando un'auto che procede a 50 km all'ora colpisce un pedone che sta attraversando la strada. Un impatto violentissimo con la persona che finisce prima sul cofano, poi sull'asfalto. Uno dei tanti scenari di incidenti stradali simulati con ricostruzioni shock di fronte agli occhi attenti di 200 studenti delle classi quinte di 3 scuole superiori della Marca, coinvolti nel progetto sulla sicurezza, prima con lezioni teoriche in classe e ora con prove pratiche. Vedere le reazioni dell'urto di una macchina con un manichino, immaginando che siano delle persone, lasciano davvero sotto shock, e speriamo che queste immagini forti, così reali, possano sensibilizzare. Fanno capire quali dinamiche si scatenano negli incidenti, quali sono i comportamenti da assumere per evitarli, e comunque anche quelli da assumere nel momento in cui magari avvenga un incidente, quali siano le azioni da mettere in pista. Auto contro pedone, auto contro scooter, frontale tra 2 vetture e ancora un tamponamento. Sono le simulazioni a cui hanno assistito i ragazzi.
Marca maglia nera sul fronte dei sinistri e delle vittime della strada, con un trend non più in calo e spesso alla base ci sono disattenzione e comportamenti scorretti. Lo scorso fine settimana, durante i consueti controlli, la polizia stradale ha fermato 93 conducenti, 41 di loro non erano in regola con il codice della strada, 14 non avevano la cintura allacciata, 9 erano in stato di alterazione. Dalle istituzioni un messaggio, un appello ai ragazzi, ad iniziare da quello del nuovo questore nella sua prima uscita pubblica. Attenzione ragazzi, quando uscite dalle discoteche e avete fretta di tornare a casa perché avete fatto troppo tardi, giustamente vi siete divertiti e trovate questi signori che con la paletta vi fermano, non è una rottura, loro pensano alla vostra sicurezza. Ci si sente invincibili alla vostra età, capaci di poter fare qualunque cosa. Non è così. Non è così, e lo sapete, e quindi l'unica cosa che vi dico è: in auto occorre sempre la massima attenzione. Presente anche la dirigente scolastica che ai ragazzi ha voluto raccontare l'esperienza vissuta in prima persona quando lei stessa è rimasta vittima di un incidente. Purtroppo dovuto a stanchezza, e mi rendo conto che basta un attimo per affrontare una situazione poi alla fine che non è più controllabile. Ma l'educazione alla sicurezza stradale passa non solo attraverso i giovani, ma anche chi la patente l'ha conseguita molti anni fa. Per loro, grazie alla collaborazione con le scuole guida, si sta valutando l'opportunità di organizzare su base volontaria corsi di aggiornamento. Credo quindi che alcuni comportamenti sulle rotatorie che oggi sono quotidiane per noi, ma allora non c'erano, fosse un'opportunità da mettere a disposizione di coloro che su base volontaria vogliano aggiornarsi. E poi ci sono gli autovelox, ma anche le inchieste sugli autovelox, come quella a Padova. Dopo la denuncia di Altvelox, l'associazione bellunese di automobilisti, contro l'installazione di autovelox che non sarebbero omologati, la Procura di Padova ha acquisito altri documenti. Il reato ipotizzato è falso ideologico perché mancherebbero le omologazioni ministeriali necessarie. E così sono stati acquisiti vari iter amministrativi, principalmente nei comandi delle polizie locali di Padova e altre città della provincia: Cittadella, Fontaniva, Galliera Veneta, Carmignano di Brenta, Villa del Conte, Campo San Piero e Piove di Sacco. Lo scopo sarebbe quello di accertare se gli autovelox siano stati posizionati come deterrente per evitare incidenti oppure per portare soldi nelle casse comunali. Già alcuni giudici di pace hanno annullato alcune multe in base alla mancanza di omologazione dei rilevatori di velocità. Pertanto la Federazione ha mandato ancora qualche settimana fa ai ministeri competenti una richiesta di interpretazione autentica, chiamiamola così, perché riteniamo che sia il legislatore che deve darci le dovute spiegazioni. Quanto all'indagine, i sindaci dell'Alta Padovana non temono guai giudiziari personali. Noi siamo assolutamente sereni su quello che è l'inchiesta dal punto di vista penale. La posizione che ha preso la Federazione è quella di rispetto specifico della norma, che mi risulta tutt'oggi parli ancora di approvazione. Quanto ai motivi che spingono a installare i velox e dopo aver subito il danneggiamento di un apparecchio nel suo territorio, il presidente dei comuni del Campo San Pierese esclude che ci sia la volontà di fare cassa. Ovvio che poi entrano dei soldi, ma la priorità è la sicurezza di automobilisti e strade. Quando il dispositivo cala gli incassi, noi siamo felici per il semplice motivo che ha perseguito lo scopo per il quale era stato posizionato, ovvero di far abbassare la velocità, e questo comporta una maggiore sicurezza degli utenti della strada e della strada stessa. Dai vigili di Padova a quelli di Bassano, ma l'argomento è decisamente diverso. Parliamo dei conti dei vigili di Bassano nell'Unione Montana. Se ne parlerà lunedì in commissione. C'è chi annuncia una riunione infuocata. Il lunedì cominceremo anche a fare i conti, a vedere se è vero effettivamente che negli ultimi anni la spesa per la polizia locale del comune di Bassano con la nuova gestione è aumentata, perché questa è un po' l'accusa che molti stanno muovendo. Verifichiamolo. Facciamo i conti con tutti i numeri, ovviamente, perché i numeri vanno presi tutti, e da lì in poi bisogna decidere cosa fare. Si avvicina la resa dei conti sulla spinosa vicenda della polizia locale di Bassano all'interno dell'Unione Montana.
L'amministrazione di Nicola Finco sta studiando i conti degli ultimi anni per capire se convenga o meno continuare su questa strada, e lunedì si riunirà una doppia commissione per mettere sotto i riflettori queste carte una volta per tutte. E qualcuno annuncia sorprese clamorose. La gestione associata della polizia locale con l'Unione Montana deve essere un punto di non ritorno, anzi deve essere un punto di partenza oltre che un punto di non ritorno, cioè il mio sogno, tra virgolette, è che altri comuni entrino in questa gestione comune associata di polizia locale e che altri servizi oltre alla polizia locale possano essere fatti da più comuni insieme. Poletto chiede che si ragioni secondo l'economia di scala, pensando a un territorio senza confini. Quindi mano ai conti, ma senza uscite precipitose e magari ripensando ai rapporti fra dirimpettai. Se si dovesse palesare che effettivamente Bassano o in numero di ore di agenti per strada o per soldi investiti fosse, come dire, in posizione di svantaggio rispetto agli altri comuni, beh, allora è come quando in una società tra soci si devono rivedere un po' i patti e gli accordi in modo che poi i carichi di lavoro e le spese siano ugualmente distribuite. Ecco quindi l'appello del consigliere, già sindaco di Massano, presidente della commissione, che lancia una stoccata a Nicola Finco. Però non facciamo l'errore di voler trovare un pretesto per tornare indietro invece che andare avanti. Ultima pausa pubblicitaria e poi di nuovo in diretta. Rieccoci in diretta, parliamo di orientamento nell'ingresso all'università. ESU presenta la prima edizione di un nuovo progetto, Scopri il tuo talento per l'orientamento. Bisogna scegliere la propria strada seguendo il proprio talento, che serve anche per saper scegliere il proprio percorso di vita. Scopri il talento per l'orientamento è un'iniziativa messa in campo da ESU, l'ente regionale per il diritto allo studio, in collaborazione con la società scientifica Gate Italia, Gifted and Talent Education Italy e l'ufficio scolastico provinciale. Un progetto pilota che coinvolge 360 studenti di 16 istituti superiori padovani che verranno coinvolti in iniziative volte ad accompagnarli nella scelta universitaria che fa per loro. Un'iniziativa fortemente voluta da ESU, in quanto dà attuazione anche alle normative regionali che prevede che ESU faccia anche questo, oltre alla ristorazione e al dare la residenzialità agli studenti meritevoli. Parteciperanno 16 istituti della città di Padova. Intanto partiamo con questo panel, 360 studenti circa coinvolti, saranno 6 sedute suddivise da 60 studenti appunto, dove verranno sviluppate le materie per le quali loro dovranno scoprire i loro talenti più che il loro percorso formativo universitario, cosa che compete all'università. In questa prima fase, nel periodo compreso tra ottobre 2024 e luglio 2025, verranno coinvolti 6 licei, 5 istituti tecnici e 4 istituti professionali, offrendo un'opportunità unica per supportare i giovani nel loro percorso di orientamento scolastico e professionale. Ovviamente seguire la propria aspirazione, seguire i propri talenti sono il punto focale su cui bisogna basarsi per arrivare ovviamente a quello che è l'obiettivo, che è la propria realizzazione, si intende, e quindi valorizzare i propri talenti, la propria predisposizione, ma soprattutto capire quello che si può dare alla società. A Rovigo adesso, dove è stata inaugurata a Palazzo Roverella la mostra sul fotografo francese Henri Cartier-Bresson, 160 scatti che raccontano il rapporto dell'artista con l'Italia. Un amore iniziato negli anni 30 e proseguito fino agli anni 70, quando abbandonò la fotografia, quello tra Henri Cartier-Bresson e l'Italia. Un amore raccontato attraverso gli scatti in bianco e nero di un paese fatto di tradizioni e voglia di crescere, dall'Abruzzo alla Lucania, passando per Roma, Napoli e Venezia, città che parlano attraverso i volti, le azioni, i vestiti delle persone ritratte nel corso degli anni durante i suoi viaggi. A Palazzo Roverella di Rovigo, la mostra è dedicata a Henri Cartier-Bresson e il suo rapporto con il bel paese. Tocca gli anni 50, gli anni della ricostruzione, e vediamo una Roma ancora legata alla propria identità, al proprio essere. Ci sono quelli che mangiano naturalmente gli spaghetti per strada, ma c'è in mezzo a tutto ciò anche l'evoluzione
di un paese e al contempo di un grande fotografo. Allora ecco, il Sud Italia ancora degli anni 50 con immagini indelebili di Scanno, dell'Aquila, quelle che sono entrate nei libri di storia della fotografia. La mostra, con oltre 200 pezzi tra foto e documenti, è stata inaugurata nei giorni scorsi e resterà aperta al pubblico fino al 26 gennaio. È tutto, grazie per averci seguito, arrivederci.